soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Lo smart? Come è avvenuto il suo incontro con la politica? A quanto tempo fa risale? Ma è stato casuale, diciamo era nel 79, inizio mi pare gennaio, febbraio del 79, conobbi un politico dell'Unione Valdôtaine che mi agganciò casualmente e allora io lavoravo in patologia chirurgica a Pavia in un laboratorio, all'uscita di questo laboratorio c'era un manifesto sul federalismo, io mi fermai a leggere, lì c'era l'autore di quel manifesto e mi agganciò e quindi... E poi è nata la Lega. E poi è nata la Lega. Perché so che lei spesso fa riferimento a un personaggio di un film che adesso è nelle sale cinematografiche, Braveheart. E veramente lei si sente un cavaliere senza macchie e senza paura? Braveheart in fondo sottolinea una lotta per l'indipendenza della Scozia e quindi un qualcosa che non a caso ritorna cinematograficamente oggi, perché oggi è quel momento lì ancora, che gli stati nazionali, così come li abbiamo ereditati, non sono più capaci ad esempio di far pagare le tasse ai grandi imprenditori o agli speculatori. Buongiorno Alessandra, a te la linea. Ed è la voce inconfondibile di Umberto Bossi. Era l'anno 1995. Buona domenica. Bossi racconta la nascita della Lega con quel suo piglio, con quel suo tratto inconfondibile, così combattivo, sanguigno, e quel suo ruolo diverso, ma proprio diverso da tutti i leader del passato. Sapete, è un'intervista un po' datata in realtà, 1995, ma ascoltandola tutta è molto molto attuale. Oggi è martedì 24 marzo e quella appena trascorsa è stata una settimana emotivamente molto intensa per la Lega. Una intera comunità si è stretta intorno al suo leader fondatore che sì, ci ha lasciato, ma non scompaiono le sue idee, la sua visione. Avrete ascoltato la bellissima diretta con Semi Varin da studio e Giulio Cainarca sul campo, la diretta del funerale del Leone del Nord. Politicamente sapeva sempre dove piazzare la carta giusta, ha detto di lui Vittorio Feltri, e tanti, davvero tantissimi sono stati i riconoscimenti dall'un campo e dall'altro e tantissimi gli attestati di stima bipartisan per lui. Con quella energia così pazzesca fuori dal comune, dicono di lui, vedeva 20 anni prima degli altri e aveva già visto in realtà il pericolo, se ci pensiamo bene, dell'Islam radicale. Ha portato nel dibattito politico il federalismo e soprattutto è riuscito ad esprimere quel sentimento, quel cuore del nord e del ceto produttivo del nord. Tutto ormai sapete, tutto avete seguito, e a proposito dell'altro campo mi piace ricordare una dichiarazione di un uomo di sinistra, un veterano della politica, uno di lungo corso, Pierluigi Bersani, che ha detto così: un avversario politico di una forza e di una umanità che ricorderò per sempre. E veniamo ad oggi. Matteo Salvini subito ha postato su Facebook, leggo qui: 30 anni fa come oggi, libertà, autonomia, territorio, lavoro, sacrificio, responsabilità, sicurezza. Spesso, dice Salvini, allora come oggi, soli contro tutti. Questa è la Lega, una comunità. Leggo qui: in cammino, l'avrete letto tutti anche voi. È stato il suo primo commento e poi naturalmente Matteo Salvini è intervenuto in radio, l'avrete sentito, nella sua radio, ricordando Bossi insieme a tutti gli ascoltatori. E questo è il nostro omaggio di oggi a Bossi. Un grande cantautore, l'avrete sentito, Gino Paoli, è scomparso. Ci lascia una grandissima eredità artistica tra jazz, canzoni d'autore. Manderemo in onda un frammento di una sua canzone.
più in là, in coda della trasmissione. E allora andiamo ai temi di vita vera, a noi cari, quelli che trattiamo ogni martedì di economia reale, vita vera. Andiamo al lavoro, ne abbiamo parlato tante volte, sempre lo farò, sempre lo faremo in questa trasmissione, e ai problemi reali e alla difesa di chi è costretto a difendere, pensate un po', il proprio lavoro. E già siamo nel 2026 e ancora bisogna difendere, tra virgolette, chi è costretto a difendere il proprio lavoro, perché non si dovrebbe proprio difendere chi lavora, no? In fondo lavorare è un diritto. Antonio Spera, segretario nazionale dell'UGL Metalmeccanici, è in linea, segretario? Sì, buonasera a tutti, grazie dell'invito. A proposito di automotive, so che lei è in cammino, è in macchina, la prego allora di fermarsi un attimo con noi, poco tempo abbiamo oggi, ma sempre io la chiamo perché che cosa è successo a Cassino? Cassino, in provincia di Frosinone, uno stabilimento che l'abbiamo detto molte volte qui, nacque, pensate, nel 1972, proprio alle porte di questo centro Cassino, questo grande stabilimento per costruire, ve la ricordate, la Fiat 126. E Cassino sta diventando in questi giorni, è diventato 2 giorni fa simbolo della lotta dell'automotive in Italia, perché c'è stato un grande sciopero che ha chiamato tutti i sindacati, naturalmente gli operai e i lavoratori. La fabbrica, questa grande fabbrica, sta chiudendo e il CEO Filosa è in audizione alla Camera il 17 giugno. Che cosa è successo e che cosa sta succedendo e perché Cassino sta diventando un po' l'emblema e rischia di pagare il prezzo più alto della crisi dell'automotive in Italia? Ci racconti, segretario? Ma innanzitutto partiamo dal discorso dello sciopero, della manifestazione. Dopo le manifestazioni di Torino e successivamente su Termoli, in provincia di Campobasso, dove c'è un altro presidio importante dell'automotive, dove doveva sorgere la Gigafactory, che oggi praticamente è svanita nel nulla, ci siamo impattati su quello che è Cassino. Cassino è l'auto d'Italia, è una regione molto importante, un presidio industriale importantissimo, dove ha dato tanto a Fiat, ha dato tanto a un territorio, però oggi purtroppo abbiamo riscontrato, rispetto al piano industriale che era stato presentato dal vecchio amministratore delegato, non sono cambiati gli attuali progetti, quindi sul piano industriale che era stato stabilito per quanto riguardava Cassino sull'elettrificazione non è stata ancora assegnata una nuova vettura. Quindi già, perché segretario, ce lo siamo detto tante volte con lei, serve un piano subito, no? Per Cassino, per tutta Stellantis, l'avevamo detto poco tempo fa, e però poi questo piano non è arrivato perché voi denunciate un crollo della produzione pazzesco, no? E quindi il rischio della disoccupazione non è più un rischio, è una realtà. E faccio notare anche che a gennaio c'è stata una produzione industriale che ha segnato il rosso in Italia, e quindi allo 0,6%. Ecco, la domanda è molto diretta come sempre. Stellantis, che aveva detto di fare un piano, ma anche per Cassino, per tutto, ma per Cassino anche, sta bluffando su Cassino, perché le accuse del sindacato sono molto, molto chiare, mi sembra di capire. Ma noi fino ad oggi abbiamo assistito praticamente a degli annunci sui vari stabilimenti. È pur vero che insomma il settore dell'automotive, soprattutto in Europa, rispetto alle scelte che sono state fatte anche da parte della nostra politica, sono state delle scelte scellerate che sbilanciavano sia la produzione italiana ma anche quella europea a favore dei paesi asiatici, e per questo noi abbiamo deciso di manifestare venerdì scorso e scioperare a Cassino per sensibilizzare soprattutto in questa parte Stellantis ma anche il governo, perché il 21 maggio sarà presentato un nuovo piano industriale da parte di Stellantis e quello che noi in questo momento non vediamo delle nuove produzioni sullo stabilimento di Cassino, perché Cassino per sganciare lo stabilimento ha bisogno di nuove missioni produttive, quindi ha bisogno di nuove vetture. Non è più possibile continuare a fare revamping dei 2 segmenti che oggi sono della Giulia e della Stelvio, e quindi c'è bisogno di un nuovo prodotto, ma anche laddove si possa allegare anche un prodotto di max market, perché quello che oggi registriamo è una produzione ridotta
ai minimi storici, quindi non ci sono più le condizioni per tenere in piedi uno stabilimento del genere, uno stabilimento che oggi viene mantenuto in piedi esclusivamente con la cassa integrazione, e naturalmente quello che noi abbiamo chiesto è che vengano allocati immediatamente dei modelli praticamente ibridi, perché oggi i modelli ibridi sono quelli che vanno tanto in giro per il mondo, e focalizzarsi esclusivamente sull'elettrico sembra che ormai è un progetto, un progetto che ormai è trapassato, e quindi potrebbe portare soltanto alla chiusura degli stabilimenti. Anche se Ecco, il 21 maggio leggo qui il giorno creato... dell'Investor Day di Stellantis. Di che cosa si tratta? Ma loro dovrebbero fare un piano industriale, dovrebbero annunciare un piano mondo, e naturalmente calare anche quello che vorrebbero fare nei singoli paesi. Filosa ha sempre detto che l'Italia è un paese strategico e non sarà chiuso nessun stabilimento, quindi noi confidiamo nell'impegno del nuovo amministratore, però poi agli impegni, alle parole bisogna che comunque vengano calati dei fatti, quindi bisogna che vengano calati dei nuovi prodotti, come è stato fatto in questa fase su Melfi, che è stato rilanciato insomma un nuovo prodotto, dei nuovi prodotti, tra cui l'ultimo ibrido della Compass. Sicuramente non sarà la Compass a risollevare le sorti dello stabilimento di Melfi, ma comunque è un prodotto che è stato allocato. Per questo noi chiediamo di allocare ancora altri prodotti, ma soprattutto di creare anche le condizioni degli stabilimenti di meccanica, perché se si va ormai di nuovo sull'ibrido, sull'endotermico, è giusto che comunque noi abbiamo un know-how non indifferente nel nostro paese, quindi anche le vetture che vengono costruite in Italia non possono essere allocate da motori praticamente costruiti in Francia. Noi siamo stati sempre i numeri uno insomma nel nostro paese per la produzione dei motori, e quindi non possiamo equipaggiare le nostre vetture con motori. Ecco, il 17 giugno è attesa l'audizione, l'abbiamo detto prima, di Filosa di fronte alla Commissione Attività Produttive della Camera, 17 giugno, 28 giorni dopo la presentazione del piano a Detroit, no? Ma quello che noi auspichiamo è che il 21 praticamente Filosa annunci veramente un piano industriale Italia, anche perché se no non avrebbe senso di andare in commissione in Parlamento per quanto riguarda quello che sia stato richiamato ai propri impegni. Per questo noi confidiamo, anche perché noi abbiamo incontrato negli ultimi mesi 2 o 3 volte il nuovo amministratore delegato, dove ci ha rassicurato che comunque l'Italia fa parte di un progetto di Stellantis al centro praticamente del settore auto, però ha sempre anche ribadito che molte scelte dipendono anche dalle scelte che vengono fatte in Europa. Questo è anche da tenere in considerazione, anche perché gli investimenti che loro stanno facendo, soprattutto negli Stati Uniti, sono investimenti dove c'è la libertà di scelta di produrre e di acquisto delle auto, cosa che in questo momento in parte avviene in Europa. Questo ha fatto sì che insomma anche nelle settimane scorse sono state annunciate anche tagli importanti da diverse case automobilistiche, tra cui Volkswagen, da 35.000 passa a 50.000 esuberi, quindi insomma sono tagli importantissimi sul discorso dell'automobile. Ecco, voglio ricordare, mi dica lei se questi sono non si costruiscono, e che purtroppo non è che le auto non si costruiscono, non si vendono. Alzi un pochino la voce perché altrimenti la perdiamo. Le auto si costruiscono e si vendono, però purtroppo il mercato è sbilanciato verso l'Asia. Quello è un problema che noi oggi abbiamo per quanto riguarda l'automotive. Sì. Ecco, voglio ricordare, vediamo se questi sono i numeri giusti, che appena 9 anni fa, stiamo parlando in questo caso di Cassino, contava 4.400 dipendenti e lì erano assemblate oltre 135.000 automobili, e adesso questo stabilimento è completamente ai margini, no? E stiamo parlando di un numero molto grande che è sceso in piazza. Leggo qui 5.000 persone, operai, sindacati, industriali e tanti cittadini, per dire che cosa dobbiamo fare, per dire basta. Sono questi i numeri, segretario, li ho detti bene? I numeri sono esatti, basta pensare che comunque alla manifestazione abbiamo avuto la partecipazione di oltre 30-35 sindaci della provincia, insomma, di Frosinate, ma anche esponenti politici sia di livello nazionale che anche europeo. Abbiamo avuto insomma
una partecipazione importante da parte della politica. E sui numeri, tornando ai numeri, basti pensare che Stellantis, o meglio prima FCA, FCA, dopo Fiat, che è stato cambiato con Fiat Chrysler Automobiles, in Italia contava circa 52.500 dipendenti, oggi conta circa 35.000 dipendenti. Basti pensare che nell'arco di 5 anni Stellantis in Italia si è perso circa 17.000 dipendenti diretti, senza contare l'indotto. L'indotto conterebbe almeno 3 volte i diretti, quindi sull'indotto contiamo almeno circa 50.000 dell'indotto più 17.000 diretti, quindi un settore dell'automotive che è completamente alla smantellazione del sistema produttivo paese. Perfetto, dati chiari, quadro chiaro. Un'ultima battuta, siamo in chiusura e io la lascio subito dopo. Che cosa ti aspetta? Ma noi ci aspettiamo che rispetto agli impegni che noi con grande responsabilità come organizzazioni sindacali abbiamo sempre mantenuto nei confronti di allora Fiat, anche perché lei sa bene che nel mondo diciamo di oggi Stellantis, ma prima Fiat, viene applicato un contratto che non è quello del CCNL nazionale del lavoro, ma è quello del CCSL, è un contratto specifico di lavoro. Abbiamo sostenuto con dei referendum con Marchionne nel 2010 per sostenere l'azienda in Italia, e la stessa cosa noi ci aspettiamo che adesso faccia l'azienda nei nostri confronti, ma anche nei confronti del paese che ha dato tanto. Noi abbiamo una sola casa automobilistica in Italia, quindi diciamo soprattutto ad Elkann, ma anche a Filosa soprattutto, che bisogna fare degli investimenti importanti per mantenere quel pezzo di presidio di legalità in Italia che è quello dell'automotive. E allora noi da qui salutiamo tutti i lavoratori, gli operai che ci stanno ascoltando, anche chi non ci ascolta, ma la massima vicinanza come sempre. Io la lascio, so che lei è in corsa sulla sua auto verso diciamo mete battagliere sempre più di sempre, la ringraziamo tanto per il suo impegno. È stato un piacere vedere la Fincantieri di Ancona, dove viene prodotta la prima nave idrogeno da parte di Fincantieri, quindi sono delle realtà molto molto importanti, quindi ci aspettiamo che anche Stellantis faccia delle cose importanti. È un'ottima notizia, un ottimo segnale, è un bel vedere. E allora ci sentiamo presto, segretario, ci teniamo aggiornati vicini per saperne sempre di più della sorte di Stellantis, dei lavoratori e di chi davvero lavora tutti i giorni e si sporca le mani sul campo, perché il lavoro è un diritto, lo ricordiamo sempre, non bisogna difenderlo, bisogna semplicemente tutelarlo nella maniera giusta. Grazie ancora. Grazie a voi, buona serata, grazie dell'invito. A presto. E allora andiamo su un breve stacco musicale per parlare ovviamente della nostra croce, mai delizia, le bollette dei carburanti, con il presidente del Codacons Gianluca Di Ascenzo che ci sta aspettando. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai. I migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti perderai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai. Noi sapremo sfruttare le tue... Di nuovo a te la linea, Alessandra. Grazie cara Natalia. E il gatto e la volpe sono in società. Vorrei sapere tanto chi è il gatto qui e chi è la volpe. Caro presidente Di Ascenzo, ben ritrovato. Grazie per l'invito Alessandra, bella domanda in questo momento. Bella domanda, un po' insomma c'è odore cattiva di come domanda. speculazioni in giro, c'è odore di speculazioni.
Odore non è un bell'odore, perché come dicevo qui con il segretario nazionale dell'UGL Metalmeccanici, a gennaio, lo ricordiamo, la produzione industriale ha segnato un bel passo rosso e è calata allo 0,6%. I carburanti qui non andiamo bene, perché cala il petrolio ma il gasolio sta schizzando sopra i 2 euro al litro in tutte le regioni. Ho visto che il Codacons ha già dichiarato su questo. E come siamo messi? Il carrello della spesa è leggero ma è pesante per le nostre tasche, perché c'è, pensate, il pane. Avete visto quando andate a comprare il pane? Il pane si sta alzando di prezzo. Che facciamo, Presidente di Ascenzo? Tra gatto e volpe, c'è un terzo? Vediamo un po'. Sta diventando difficile, insomma, perché poi a noi non piace fare sempre la posizione dell'associazione che è costretta a denunciare le speculazioni, però come stai dicendo tu, le conseguenze dei conflitti che purtroppo si susseguono e delle comunicazioni che vengono fatte e poi smentite, che però portano i mercati sulle montagne russe. Questo fa sì che noi piccoli consumatori ci troviamo a dover commentare anche il fatto che il costo del pane è aumentato talmente tanto, vuoi per l'aumento del costo dell'energia, vuoi per la logistica, per la consegna, vuoi per l'aumento del costo delle farine, fatto sì che costa oltre 4 euro al chilo il pane, insomma, per cui i consumatori adesso purtroppo abituati a stringere la cinghia, perché quante volte l'abbiamo detto anche ai vostri microfoni che il carrello della spesa è aumentato più dell'inflazione, e sicuramente quello che sta accadendo adesso non ci fa guardare citando le canzoni, con degli occhiali rosa questa primavera che non sta iniziando bene neanche dal punto di vista meteorologico. Eh già, perché tutto si origina anche dalla minaccia che Hormuz ci fa tutti i giorni qui, e anzi il panico che ci crea il blocco dello stretto, intendo, che minaccia proprio la catena globale dei fertilizzanti, no? E questo ecco perché poi aumenta il prezzo del cibo. Non è così? Lei è anche un importante incarico, rappresenta i consumatori in Europa. Qual è il polso della situazione per quanto riguarda questo versante, che poi non è un versante molto lontano, perché noi siamo in Europa, quindi... Sì, tra l'altro su molti temi non possiamo non prendere decisioni tenendo conto di quello che viene deciso dalla Commissione europea, perché sui temi ad esempio l'IVA, tornando ai carburanti, il governo adesso ha stabilito questo sconto, il suo taglio delle accise di circa 25 centesimi, ma sappiamo che non si può intervenire sull'IVA perché è una decisione che deve essere presa a livello del mercato. Ormai il mercato è globalizzato, non siamo autosufficienti, i problemi che viviamo noi in Italia sappiamo che li vivono anche gli altri paesi europei. Sul tema dell'energia sappiamo che in alcuni paesi l'approvvigionamento avviene grazie anche alle centrali nucleari, ed è lì che infatti l'energia viene pagata molto meno rispetto a quello che paghiamo noi, e quindi c'è un grande dibattito che vede molti paesi sulla stessa a condividere la nostra difficoltà, la difficoltà degli italiani, e i colleghi degli altri paesi sollecitano una riflessione generale, perché la guerra in Ucraina di fatto ci ha fatto scoprire una cosa sulla quale non avevamo mai riflettuto, che non avendo l'autonomia relativamente all'approvvigionamento del gas, ma non solo, e sappiamo che il gas viene utilizzato per la produzione anche di energia elettrica. Ad oggi il dibattito sulla diffusione delle rinnovabili, anzi a questo proposito leggevo che c'è una flessione ad esempio nell'installazione degli impianti fotovoltaici, e quindi insomma anche questo non è un bel segnale per il mercato. Allora, abbiamo cominciato con lei scorsi martedì un discorso che udite udite è molto interessante, perché nel nero c'è qualcosa di rosa, non direi di rosso, che si affaccia, nel senso di buona notizia. Nel decreto bollette 2026 vediamo un po' cosa cambia per le famiglie e le imprese, perché c'è un nuovo bonus bollette. Qui prego tutti di stare attenti, perché sono cose che magari i più non sanno, cioè può scattare lo sconto da 115 euro. E vediamo un po' a chi spetta, chi meglio di lei ce lo può spiegare, Presidente di Ascenzo, a chi spetta in base all'ISEE, l'abbiamo detto l'altra volta, abbiamo perlomeno cominciato a dirlo, questo sconto.
Sì, esatto, innanzitutto riguarda circa 2.700.000 vulnerabili, quindi insomma una platea di consumatori non banale. Ne hanno diritto tutti coloro che già percepiscono il bonus bollette, insomma così noto, il bonus energia, che vuol dire che sono coloro che hanno un ISEE che arriva fino a 9.796 euro, e per le famiglie numerose invece che hanno 4 figli l'ISEE sale fino a 20.000 euro, ma la notizia importante è che c'è un automatismo, quindi tutti coloro che già percepiscono questo, che è uno sconto diciamo normale di circa 200 euro, avranno diritto a questo ulteriore sconto, questo ulteriore bonus di 115 euro, che verrà detratto immediatamente dalla prima fattura disponibile. Insomma, quindi l'ARERA, a cui era stato demandato insomma, di definire le modalità tecniche per far usufruire di questa nuova misura del governo, per venire incontro alle difficoltà legate a quello che dicevamo, cioè il tutto avviene in automatico, insomma, quindi questa mi sembra veramente, e ti ringrazio per l'opportunità di dare una buona notizia rispetto allo scenario che abbiamo descritto poco fa. Per quanto riguarda poi le ulteriori misure volontarie che i venditori di energia, le società saranno chiamate ad erogare, noi insomma, speriamo che siano tante, su questo insomma ci dovremo aggiornare, perché insomma l'ARERA ci sta lavorando. Bene, abbiamo cominciato, lei col gatto e la volpe, lei ha detto c'è odore di speculazioni, e allora siamo vicinissimi alla Pasqua, ne abbiamo parlato tante volte con lei, però quest'anno c'è qualcosa di diverso, cioè il cacao, lo abbiamo detto, è salito, no? Come prezzo, cioè il prezzo del cacao, ci sono stati dei momenti che davvero non ci si poteva avvicinare. Ora però che cosa succede? Il prezzo del cacao è in calo. Nonostante questo calo, le uova di Pasqua 2026 costano di più. Io sono stata ieri al supermercato per regalare delle uova di Pasqua e ho cercato di vedere tra le varie marche le uova meno care. Impossibile, perché sono a prezzi impossibili da comprare. Se uno deve comprare 3-4 ore di Pasqua va fallito, ok? In vista di queste uova di Pasqua 2026, l'uova di cioccolato, ecco, un dato che ho qui, stanno registrando rincari fino al 30%, e non mi sbagliavo, così diciamo da osservatrice, con punte di 77 euro al chilo. Se non si chiama speculazione questa, mi dica lei qual è la speculazione. Sì, esatto, perché noi sappiamo, l'abbiamo detto ai vostri microfoni, da tempo ormai il cambiamento climatico quindi significa siccità piuttosto che bombe d'acqua, piuttosto che anche i conflitti che hanno influito anche sulla logistica che richiamavamo prima, hanno portato il costo del cacao a dei picchi inarrivati e inarrivabili, però nonostante questo, cioè dall'anno scorso è iniziato un trend invece di diminuzione del costo del cacao al quintale. Purtroppo però si è verificato quello che tante volte noi abbiamo denunciato, cioè la doppia velocità. Come c'è un aumento del costo della materia prima, che siano carburanti piuttosto che energia, piuttosto materie prime, il cacao, tutto aumenta subito. Quando invece il costo all'ingrosso inizia a scendere, a calare, non c'è la stessa velocità, non c'è quell'elasticità che dovrebbe portare e consentire al consumatore insomma, un po' di rientrare della spesa che ha sostenuto in più a causa di questi aumenti. Lo stiamo vedendo, perché questi aumenti del 30%, è vero che aumenta la domanda in questo periodo, però insomma io ho visto delle tavolette di cioccolato che vengono vendute a 6 euro, ma stiamo parlando di tavolette di 250 grammi, insomma, e quindi ecco, esattamente, confezioni più piccole vendute al prezzo di quelle grandi. Io ho visto delle uova piccole vendute quasi parimenti al prezzo di quelle grandi, e così il cioccolato. Questa è una doppia speculazione, no? Sì, anche perché si gioca sul fatto che noi italiani siamo molto legati alle tradizioni. Le uova di cioccolato poi chiaramente non vengono comprate per essere regalate solamente ai bambini, ma un po' tutti quanti noi, insomma, mi ci metto io in prima fila, sono goloso,
e mi piace fare questo tipo di regalo, andare a cercare anche delle uova artigianali, però è ovvio che non tutti quanti possono permettersi questi prezzi e non possono permettersi di sostenere un aumento del 30%, insomma è insostenibile, quindi anziché venire incontro e giocare sui volumi, quindi cercare di contenere quegli aumenti che abbiamo denunciato nel passato. Ricordiamoci un'indagine anche ancora in corso dell'antitrust sulle possibili speculazioni per quanto riguarda la filiera della grande distribuzione. Ad oggi quello che purtroppo dobbiamo fotografare sono gli aumenti che stavi dicendo e questo potrebbe portare con una diminuzione dell'acquisto delle uova di cioccolato per mantenere invece ad esempio la tradizione comprando altri prodotti, pensiamo alle allora, la colombe, notizia di oggi è prezzo del cacao crollato del 58%, ma i listini al consumo non scendono. Allora meditiamo bene cosa, dove e come comprare. Presidente? Questo potrebbe essere forse un monito, no? Siamo alle 16:30, il tempo corre, un cioccolato amaro per oggi, ma noi penso che ci risentiremo anche prima della Pasqua e monitoreremo, lei mi dirà dal suo punto di vista, dal punto di vista del monitoraggio del Codacons, i prezzi. Assolutamente sì, siamo a disposizione, è sempre un piacere intervenire ai vostri microfoni. Grazie e buon pomeriggio, buon proseguimento di giornata. A presto. Grazie a tutti, a presto. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda Rumore. Mi è sembrato di sentire un rumore, rumore, È stata tua la colpa, allora adesso che vuoi? Volevi diventare come uno di noi. E come rimpiangi quei giorni che eri un burattino ma senza fili, e invece adesso i fili ce l'hai. Adesso non fai un passo se dall'alto non c'è qualcuno che comanda e muove i fili per te. Adesso
adesso la gente di te più non riderà. Non sei più un saltimbanco, ma vedi quanti fili che hai. È stata tua la scelta, allora adesso che vuoi? Sei diventato proprio come uno di noi. A tutti gli agguati del gatto e la volpe tu l'avevi scampata sempre, però adesso rischi di più. Adesso non fai un passo se dall'alto non c'è qualcuno che comanda e muove tu. L'avevi scampata sempre, però adesso rischi di più. Adesso non fai un passo se dall'alto non c'è qualcuno che comanda e muove fili per te. E adesso che ragioni come uno di noi, i libri della scuola non te li venderai. Di nuovo a te la linea, Alessandra. Eccoci allora, abbiamo Antonio Noto in linea. Ben ritrovato Antonio. Bentrovati a tutti, buon pomeriggio. Eccoci qui, un piccolo ritardo ma ce la facciamo. E allora, io intanto mi sono fatta precedere da una bellissima canzone di Edoardo Bennato, che dice, parla di colpa, e noi parliamo di referendum, mi viene da dire, ma di chi è la colpa? Perché qui referendum, l'onda del no, dice il Corriere della Sera, altri giornali parlano di palude, come Il Tempo, e insomma non è andata come noi ci eravamo detti, perché tempo fa parlammo con te di quel sondaggio che vedeva un grillino su 4 votare per il sì, cioè nel senso che si è partiti da dei sondaggi molto alti verso il sì e poi negli ultimi giorni tutto è sceso. Di chi è la colpa? Nel senso che cosa è successo, Antonio? Che cosa è successo? Allora, diciamo dal nostro trend abbiamo visto che tutto è cambiato in 3-4 giorni, anche un'anteprima. Abbiamo oggi effettuato un sondaggio che tra l'altro sarà presentato questa sera porta a porta. Tu ce lo puoi anticipare, no? Perché noi ci anticipi sempre tutto, sì. quindi vai allora. Nel senso che 1/3 degli italiani ha deciso di andare a votare negli ultimi 2 giorni e un ulteriore 20% ha deciso di andare a votare negli ultimi 2 settimane. Quindi voglio dire, negli ultimi 2 giorni 1/3 dei votanti ha deciso di andare a votare. Questo terzo dei votanti che ha deciso di andare a votare in misura maggiore si è schierata per il no che non per il sì. Per cui, poiché la campagna è iniziata tardi, possiamo dire che in un certo senso ha prodotto anche i suoi effetti tardi, no? Poi, chiaro, questa volta non si votava per i partiti, per cui uno già orientativamente, come dire, sa quale partito vota, no? Magari può essere in dubbio tra un partito e l'altro, però orientativamente uno già un mese prima sa quale partito più o meno potrebbe votare. Ecco, questo è era un referendum, quindi la logica era diversa, no? Cioè, c'è chi ha votato nel merito, c'è chi ha votato pensando, come dire, a un voto politico, no? Per cui voto a favore del governo oppure voto Antonio, contro ti il chiedo governo. subito, prima di tutto, no? Il sì ha vinto in 3 regioni, basta vedere la cartina, e il no in 13. Tu mi hai detto c'è chi ha votato pensando ad un voto politico, ma alla fine si è trasformato in quel che dicevamo, in quel che non doveva poi trasformarsi perché bisognava votare sul merito. Questo è stato un referendum politico o no? Allora, alla fine è stato anche un referendum politico, spiego anche perché. E questo risultato del referendum è stato caratterizzato in maniera particolare da una parte di elettorato che non ha votato alle europee e alle politiche, ma ha votato al referendum, vale a dire un elettorato che quando si presentano i partiti non votano, è un elettorato antipartitico, ok, però
quando non si presentano i partiti, e quindi come il referendum, in realtà vota, diciamo, ecco, quello diventa un voto politico perché vota rispetto a due diverse motivazioni. Uno è il merito del referendum, che comunque sia alla fine un valore politico ce l'ha, noi non dobbiamo dire che è solamente un valore tecnico, perché tutto ciò che si cambia alla fine ha anche un valore politico, ecco, non è solo un valore tecnico, ma c'è anche una parte invece di questo elettorato antipartitico che ha votato proprio perché non c'erano partiti, ma ha votato contro il governo esistente. Però badiamo bene, se domani si dovesse votare alle politiche, non è che questo elettorato si schiererebbe con i partiti dell'opposizione o con i partiti che hanno cavalcato il no, perché è un elettorato che non ha nessun legame con i partiti, anzi li contesta. Chiaro, allora Forza Italia, questo è un altro dato, è stato il principale sponsor della riforma e questo è un dato penso proprio certo, il 18% degli elettori di Forza Italia ha detto no. Cosa è successo? Questo è un dato nostro, sì. Esattamente, perciò l'ho preso. Che cosa è successo a Forza Italia? Che cosa è successo a Forza Italia? Allora, noi sbagliamo, se quello che è successo a Forza Italia, in misura leggermente maggiore, è successo anche a tutti gli altri partiti. Se lei vede, l'11% dell'elettorato di Fratelli d'Italia comunque ha votato no, il 13% dell'elettorato del Movimento 5 Stelle comunque ha votato sì, il 10% dell'elettorato del PD ha votato sì. Cioè noi non dobbiamo pensare l'elettore come un elettore militante, come il tesserato, che vota sempre come dice il partito, nel senso che quando io decido quale partito votare, dico io per dire l'elettore medio, ecco, non io personalmente, quando io decido quale partito votare, non è detto che io voto quel partito, cioè non ho nessun partito che mi soddisfa al 100%, io non mi riconosco al 100% in nessun partito, però probabilmente sono motivato a votare un partito se condivido il posizionamento di quel partito al 70, al 60%, perché poi rispetto ad altri partiti io sono ancora più distante. Ecco, per questo diciamo all'interno dei partiti, come vediamo un po' dai flussi, molti elettori si sono comportati in maniera diversa dalle indicazioni dei partiti, ma è un problema culturale. Nel senso che i dirigenti dei partiti pensano di avere la proprietà degli elettori e invece non hanno la proprietà degli elettori. Sono elettori che magari domani possono anche votare a Forza Italia, a Fratelli d'Italia se ci fossero le politiche, ma rispetto al contenuto del referendum hanno fatto una scelta diversa. Questo è un dato su cui riflettere, credo che sia un punto di osservazione quello che dici tu, non sono i proprietari, non lo hai detto molto chiaramente. Il caso di Bartolozzi e di Del Mastro hanno inciso quanto e come negli ultimi giorni, perché come ci stiamo dicendo i sondaggi si sono un po' capovolti, no? E tutto è stato fluttuante proprio negli ultimi giorni. Allora, chiariamo una cosa, ciò che accade il giorno prima difficilmente si trasforma in un cambiamento di consenso. Vale a dire, io non penso che chi aveva intenzione di votare sì, poi ha deciso di votare no per i casi che ci sono stati, no? O chi aveva intenzione di votare no, poi ha deciso, cioè voglio dire, non c'è questo cambiamento. Quello che può aver inciso e invece è più sulla la comunicazione sul lungo periodo, no? Quello che forse si di avere la vittoria in tasca e si è entrata in campagna elettorale quando ormai era troppo tardi. La comunicazione produce effetto quando viene sviluppata su tempi lunghi, ma non è che se io dico una cosa anche condivisibile oggi, domani tutti gli elettori, come dire, votano me perché ho detto una cosa condivisibile. La comunicazione prevede tempi lunghi per avere un effetto, no? Ecco, e la comunicazione del sì è entrata in gioco quando ormai eravamo già in zona Cesarini. La comunicazione del no è iniziata già prima dell'inizio della campagna elettorale, quindi in termini di pura forza, la comunicazione del no è stata più forte della comunicazione del sì. Ha raggiunto un target maggiore. C'è stato anche un ritardo, quello ce lo siamo detti anche tempo fa con te, sulla comunicazione del sì, cioè è partita dopo, no? C'è stato uno scatto molto ritardato. Ecco, i giovani che hanno votato, si sta parlando molto di questi giovani che sono andati al voto. Chi sono i giovani che hanno votato per il no? Sono giovani resilienti, sono giovani disincantati, sono giovani pilotati? Chi sono questi giovani? Tanto si discute sui giovani e comunque è un ottimo dato il fatto che i giovani vadano a votare, un ottimo dato.
Ecco, noi pensiamo che i giovani siano distanti alla politica perché quando ci sono le elezioni politiche o le elezioni amministrative i giovani non votano. In realtà votare non vuol dire essere distante, non votare non vuol dire essere distante dalla politica, ma non votare molto spesso vuol dire non riconoscersi in nessuna delle offerte politiche. Per cui i giovani sono oggi fondamentalmente antipartitici, cioè non sono attratti dai partiti, non hanno un legame sentimentale dai partiti, e i partiti fanno difficoltà a raggiungere i giovani. Però in questo caso, dove non si doveva votare per un partito, ma si doveva votare per un'identità, che sia il sì o che sia il no, no? Si doveva votare per un concetto, ecco che i giovani sono stati aggregati. Questo come si indica? Indica esattamente quello che dicevo prima. I giovani vogliono partecipare alla vita politica, ma molto spesso non trovano un'offerta adeguata. Ed è questo il cortocircuito. Ecco, i partiti pensano che i giovani siano distanti. In realtà i giovani pensano che i partiti siano distanti dal mondo dei giovani, ma i giovani hanno voglia di partecipare. Ecco, l'ultima cosa e poi chiudiamo perché paghiamo un pochino il prezzo del ritardo. Nordio ha fatto mea culpa e ha detto mi assumo tutta la responsabilità, e poi c'è stato dall'altra parte il festeggiamento di cui tanto si parla, il coro delle toghe, no? Contro anche la collega che ha scelto il sì con lo spumante tutti cantano Bella Ciao. Non è cambiato assolutamente niente perché ci siamo detti con te l'altra volta, questo clima così avvelenato, questa dicotomia, chi è di qua, chi è di là, e pare che insomma sia anche peggiorato il clima, no? Quindi che cosa è successo in fondo? Che cosa ha prodotto questo referendum? La situazione di partenza iniziale, un clima avvelenato, una separazione netta e un dialogo assolutamente impossibile, quasi irrisolvibile, no? Tutto questo. Quindi siamo al punto di partenza. Io penso che sia normale che il giorno dopo del risultato del referendum ci sia una reazione emotiva, no? Una reazione emotiva da parte dei magistrati, una reazione emotiva anche da parte di Nordio, che magari anche correttamente da un punto di vista politico ha detto io mi assumo la responsabilità politica. Il problema è un altro, dice i magistrati hanno brindato, ok, perfetto. Però il problema è che questo referendum ha visto in campo veramente il partito dei magistrati, no? E quindi è chiaro che poi i magistrati, ma in realtà io lo dico perché a me è sembrato, ma lo dico come spettatore più che come analista, che rispetto alla campagna del referendum la politica abbia fatto un passo indietro e abbia lasciato la voce solo ai magistrati del no e ai magistrati del sì. Quindi si è creato sostanzialmente, dico un partito in senso positivo ovviamente, si è creato un partito dei magistrati e se il partito vince brinda, ecco, quindi io non trovo anomalo il fatto che abbiano brindato, trovo anomalo che la politica abbia fatto un passo indietro e abbia lasciato troppo la comunicazione, ma questo sia quelli del no e del sì, sto dicendo, abbia lasciato troppo la comunicazione, diciamo, ai magistrati. Cioè i magistrati alla fine erano in prima linea nella campagna elettorale, in teoria probabilmente non dovevano essere neanche in seconda linea, no? Perché sono parte in causa, ecco. Però la politica ha fatto in modo che i magistrati fossero in prima linea, quindi poi alla fine che possano blindare è il danno minore, il problema è come si è articolata ma campagna, resta il dato di fondo che il clima è cominciato come avvelenato e finisce come avvelenato, nulla è cambiato a livello, no? Assolutamente. Allora io ti ringrazio molto, sono le 16:48, ti saluto e senz'altro ci ritroveremo presto. Grazie ancora Antonio Noto, grazie ancora. Saluto a tutti. Un saluto a te, grazie. E allora andiamo nell'ultima parte, aspettiamo Sharon Nizza, un collegamento sempre un po' difficile, ma vediamo se oggi ce la faremo. Allora andiamo su uno stacco musicale e Natalia intanto chiama Sharon. Ti lascio una canzone da indossare sopra il cuore, ti lascio una canzone da sognare quando hai sonno. Ti lascio una canzone per farti compagnia. A te la linea, Alessandra. E allora abbiamo dedicato quest'ultima parte, l'ingresso di Sharon Nizza l'abbiamo cominciato ad aprire con Gino Paoli perché avete ascoltato, avete saputo, è scomparso questo grandissimo cantautore che ci lascia un patrimonio artistico, non ci lascia solo una canzone che qui canta con Ornella Vanoni, ma un grande, enorme patrimonio artistico. Ben trovata, benvenuta Sharon Nizza, giornalista, autrice di 7 ottobre 2023, Israele, il giorno più lungo, in
collegamento da Tel Aviv. Benvenuta. Ciao a tutti. Finalmente, cara Sharon, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo avuto tanti difficoltà tecniche, ma oggi noi ci riproviamo e siamo duri, non molliamo. Non E allora, molliamo. vediamo un po' le ultime notizie. Leggo qui, abbiamo sentito un missile iraniano con 100 kg di esplosivo che ha colpito diversi edifici a Tel Aviv. Cosa mi dici? Sì, questo è successo stamattina. Peraltro era un missile a grappolo, nel senso che è una testata che racchiude altre sottomunizioni, ed è praticamente dai dati che sono stati rivelati si tratta circa della metà dei lanci arrivati dall'Iran a oggi. Diciamo che i dati ufficiali che sono stati rilasciati dall'esercito israeliano 2 giorni fa, per la prima volta peraltro dall'inizio di questa campagna militare, è che circa 450 missili sono stati lanciati verso Israele. Possiamo presupporre che adesso sia qualcosa di più, visto che sono passati 2 giorni, e che la metà di questi appunto contengono sottomunizioni a grappolo, che quindi rendono ancora più complessa l'intercettazione, e però il livello di intercettazione totale si attesta al 92%. Parlo ovviamente di intercettazione sia di missili, questi sono solo i missili balistici, perché poi ci sono anche i droni, e questo faccio riferimento solo al fronte iraniano, perché in parallelo c'è anche il fronte libanese. E allora 5 giorni di stop, dice Donald Trump, e poi ci sono queste voci che parlano di tregua il 9 aprile. C'è questa frenata di Trump, no? Per noi tutti in attesa, dopo le minacce. Che cosa è successo? Perché la CNN parla di questa inversione di marcia improvvisa e cita delle fonti secondo cui sarebbe cambiato tutto il programma di Trump quando gli alleati degli USA nel Golfo hanno insistito, hanno fatto capire che colpire quegli obiettivi avrebbe poi potuto portare a un disastro, ad un'escalation disastrosa. È così? È giusta questa fonte della CNN? Che cosa c'è dietro questo annuncio di Trump e soprattutto che cosa c'è dietro le voci di questa tregua il 9 aprile? Allora, io prenderei tutto molto con le pinze, considerato che a me mi pare di assistere a un flashback. Il flashback non va molto tempo fa, va al 27 febbraio, cioè il giorno prima che iniziasse la guerra in corso, e se vi ricordate anche lì c'erano i negoziati a Ginevra, prima erano stati in Oman, poi a Ginevra, tra gli americani e gli iraniani, e si parlava di negoziati che andavano avanti, e poi invece il sabato mattina, il giorno dopo, è iniziata la guerra congiunta tra Israele e America. Quindi da un lato non dobbiamo sottovalutare degli elementi concreti, come per esempio all'epoca era il fatto che noi vedevamo questo dispiegamento enorme in Medio Oriente dell'arsenale bellico americano, no? L'invio delle portaerei, e tutto quello che abbiamo assistito, quindi non veniva dispiegato quindi senza doverne farne poi un utilizzo. Stessa cosa potremmo anche dire adesso, i Marine, 2 turni di Marine, 2200-2500 sono in arrivo. Il primo gruppo dovrebbe già arrivare proprio entro il weekend in Medio Oriente, poi c'è un altro gruppo che è in arrivo. Qui se ne parla per quella eventuale possibilità di un'operazione limitata via terra nell'isola di Harg, che è un asset strategico iraniano, dove praticamente gli iraniani esportano il 90% delle loro risorse energetiche. Quindi questa cosa avviene in contemporanea, e poi non solo, questa 5 giorni, che cosa ha detto Trump? Ha detto che per 5 giorni verrà sospesa l'ultimatum, che era quello di attaccare appunto i grandi impianti elettrici iraniani. Ma in parallelo vediamo che sia il CENTCOM, quindi l'esercito americano, sia l'aviazione israeliana stanno continuando a prendere di mira invece obiettivi legati al regime iraniano. Quindi anche se sono veramente in corso i tentativi negoziali, cosa che poi abbiamo visto che gli iraniani stessi hanno smentito, no? Però si può presupporre che ci siano dei tramiti con la mediazione del Pakistan. Questo è una trattativa sotto fuoco, ok?
Non solo, Israele ha ieri, posso dirti da come si è vissuta in Israele questo annuncio fatto da Sì, Trump, ecco. la sensazione era che non era una sorpresa e che gli israeliani erano stati preavvertiti. Netanyahu stesso poi in serata ha rilasciato una dichiarazione dicendo: il presidente Trump crede che questo è il momento di poter tradurre in un accordo i risultati militari dell'esercito israeliano americano. E che questo accordo preserverà gli interessi vitali di Israele. Quindi, come dire, si dà a me la facilità con cui tutto questo viene in un certo senso, e anche il tempismo, no? Il lunedì mattina quando si aprono le borse, no? Sappiamo che Trump cerca sempre di fare dei discorsi che possano, infatti vediamo subito l'effetto di Sempre a calmierare i cavallo tra prezzi, no? l'apertura delle borse sull'economia, certo. Ma quindi tu mi stai dicendo che Israele era al corrente dei piani di Trump, perché qui molto si legge, si discute qui in Italia sul fatto che Israele non vada molto d'accordo in questo momento Netanyahu con Trump, no? Che le posizioni non a credo livello che sia così. sostanziale. No, ecco, fammi terminare e poi mi dici tu. Haaretz, Sì. per esempio, il quotidiano famoso, spesso che è critico verso Netanyahu, dice che Trump vorrebbe solo guadagnare del tempo e che gli obiettivi di USA e Israele stiano divergendo. È così oppure è un ritratto un po' sfalsato questo? No, è vero che gli obiettivi di Israele e gli obiettivi dell'America non sono necessariamente uguali in questa guerra, ok? Gli obiettivi israeliani sono molto specifici e riguardano diciamo, la neutralizzazione del programma nucleare iraniano. In particolare adesso, se andiamo proprio nello specifico di cosa dovrebbero riguardare queste trattative a Islamabad, sempre che esistano, il fatto di far uscire dall'Iran i 440 kg di uranio arricchito al 60% che sono rimasti ancora, che si sa che sono in Iran, e anche la sospensione del programma nucleare iraniano e la sospensione o limitazione drastica del programma missilistico balistico iraniano, che è quello che vediamo che sta colpendo peraltro appunto anche i paesi della regione. Peraltro dobbiamo anche notare un'altra cosa, quindi questi diciamo sono gli obiettivi israeliani, nonché un impatto anche su quello che sono gli alleati dell'Iran nel Medio Oriente, cioè per esempio in primis in questo momento Hezbollah, cioè la fine del sostegno dell'Iran delle proxy anche negli altri paesi medio orientali, su cui vediamo che effettivamente ci sono anche oggi abbiamo visto in un'azione più unica che rara il governo libanese ha definito persona non grata l'ambasciatore dell'Iran a Beirut, e questo si aggiunge a una serie di azioni che l'esercito, che il governo libanese sta intraprendendo, appunto bannando anche l'ala militare, diciamo una serie di azioni che sono effettivamente senza precedenti, ma ancora non sufficienti per arrivare a un accordo con Israele per finire questo fronte nord, anche se in realtà sappiamo che anche lì ci sono si possono avviare delle trattative, c'è un delegato israeliano che è stato nominato, che è il braccio destro di Netanyahu, Ron Dermer, proprio è stato nominato delegato rispetto a queste trattative con il Libano. L'altra cosa che va segnalata e che è veramente determinante, ne parla oggi il New York Times, ma non è la prima volta perché ormai è un mese che vengono fuori questi leak, che i sauditi, che è la potenza regionale diciamo che un po' si contrappone, no, all'Iran nell'egemonia diciamo regionale, sia per divergenze no, loro sono sunniti, gli iraniani sono sciiti, ma poi l'Arabia Saudita sono i detentori dei due luoghi principali per l'Islam, i due luoghi santi principali per l'Islam, e MBS, Mohammed bin Salman, secondo appunto quanto ricostruito dal New York Times, ma era stato detto anche dal Washington Post, e sta premendo dietro le quinte Trump perché vada avanti con la guerra contro l'Iran, quindi diciamo diversamente da quello che noi vediamo nei messaggi pubblici. Perfetto, abbiamo un minuto soltanto perché paghiamo un pochino il prezzo di un po' di ritardo oggi, ma tanto ormai il collegamento è brevettato e spero di ritrovarti più spesso. Ghalibaf è il duro ma pragmatico presidente del Parlamento iraniano, è con lui che gli americani vorrebbero parlare, sedersi e trattare. Ti risulta questa notizia? Hai contezza di questo? Sì, ma ti dico di più per farti capire quanto questa cosa, diciamo, è strana, perché quando Trump ieri ha detto stiamo dialogando con qualcuno e ha detto non faccio il nome, ok? Ed era Ghalibaf.
non faccio il per nome. carità. Da dove è arrivato il leak del nome? Da Israele. Quindi a proposito di chi sapeva o non sapeva, cioè chi ha Ok. spinto i leak, se tu vai a controllare chi ha rivelato poi a tutta la stampa da dove era la fonte, sono fonti governative israeliane, facendo proprio questo nome. Ok, allora Sharon, io ti ringrazio e sono contenta che questo collegamento sia andato finalmente bene. Spero davvero di ritrovarti anche la prossima volta, perché credo che ce ne sarà davvero ancora un po' per parlare, per dire purtroppo, e tu ci aiuterai a capire meglio le cose dal punto di vista, sei lì sul posto, quindi sicuramente ci aiuti di più. E Con ti piacere. ringrazio e ti saluto, va bene? Grazie a Per voi, oggi. grazie a voi, Grazie, speriamo in bene. Buona grazie giornata. Sharon. Grazie davvero, buona giornata. Sono le ore 17, io saluto voi, care ascoltatrici e ascoltatori. Ci ritroviamo, se vorrete, martedì prossimo. Stessa conduttrice, stessa radio, stessa trasmissione, Pop Economia e Rumore. Ciao e a martedì. Avete ascoltato Pop Economia.